Belli. Buongiorno. Buongiorno. Presidente. Volevo capire, dopo le parole del dottor Tognolo di ieri, in che cosa è consistita l'iniziativa giudiziaria della Regione nei confronti del professor Cusano? Dovreste chiederlo a Tognolo. Dovete parlare col dottor Tognolo, che è lui che governa questo processo. Tognolo però è direttore di Azienda Zero, che è il braccio operativo della Regione. Sì, che ha un'autonomia giuridica. Si è avvalso dell'avvocato Pinelli, che è il legale della Regione per questioni penali, Che non è nostro dipendente. quindi lei si chiama fuori da... No, non mi chiamo fuori, però è giusto, corretto che sia il dottor Tognolo. Siccome il dottor Tognolo ieri ha parlato di una segnalazione alla magistratura, Dovete parlare con lui. no, siccome segnalazione non esiste, o esiste una querela o esiste un esposto. Hai fatto legge? Prego? Hai fatto legge? No, ho fatto altre 2 lauree, ma non legge, ma ho fatto 40 anni di giudiziaria. Quindi o si segnala un reato Dovete o parlare si segnala un fatto. Pare che sia stato segnalato dalla Regione un fatto, cioè una serie di fatti, di dichiarazioni rilasciate nel tempo dal professor Grisanti, che hanno creato dei problemi di immagine ad Azienda Zero e quindi per esteso anche alla Regione. Quindi volevo capire perché è stata fatta presa questa iniziativa. Dovete parlare al dottor Come lei non Tognolo. se ne chiama fuori, allora io chiedo a lei, Presidente della Regione, perché la Regione Veneto, tramite, seppur con l'autonomia di Azienda Zero, ha ritenuto di fare questo esposto alla maggioranza. Guarda, io ho già risposto 6 volte, dovete parlare col dottor Tognolo. Punto. C'è altro da aggiungere. Cioè non lo sa, non sa che cosa contiene quel documento. È la 7ª volta, dovete parlare col dottor Tognolo. Allora perché facciamo le conferenze stampa? Perché voi fate domande e io rispondo. Prego. Fare chiarezza su questa vicenda secondo me sarebbe un atto utile, come dire, non solo al dibattito politico che a noi può interessare meno, ma alla verità scientifica dei fatti, perché l'immagine del Veneto ne verrebbe ampiamente rivalutata secondo me, perché vedere il professor Garattini, che è uno dei più grandi farmacologi in Italia, no? Prendere le difese di un medico che lavora a Padova su questa vicenda, ovviamente... Guarda, ti evito anche di consumare ossigeno prezioso. No, perfetto. Cioè, non ho altro da aggiungere su questa vicenda.